L'Italia per ripartire ha bisogno di Mario Draghi al Colle, così il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro. Secondo me Mario Draghi è perfetto per il Quirinale e sarebbe un primo semipresidenzialismo, perché non credo che si farebbe dettare l'agenda da nessuno e secondo me potrebbe essere votato da tanti. Dalle nuove strategie di politica industriale ed energetica per lo stivale alle politiche cittadine, con i fondi assegnati dal PNRR alla città metropolitana di Venezia. Sono di 158 milioni. Noi abbiamo destinato 50 milioni perché è il progetto minimo alla Cittadella dello Sport. Ripeto, 50 milioni. Gli altri vengono divisi, gli altri soldi vengono divisi tra tutti i 44 comuni della città sulla base della popolazione. C'è una tabella e lì vengono fuori le varie risorse. È l'unica città metropolitana d'Italia che non ha uno stadio, non ha un palazzetto dello sport. Siamo riusciti a fare 11-12 musei, ne abbiamo aperto un altro a Mestre, che tra l'altro l'M9 è costato 120 milioni. Il punto sul progetto della nuova città dello sport con il nuovo stadio per Venezia. Da conti che abbiamo fatto noi costerà circa 250 milioni di euro. Città dello sport vuol dire stadio, vuol dire palazzetto dello sport e vuol dire piscina olimpionica. Più delle altre attività volevamo fare come diciamo centro studentesco, adesso da capire in che senso, ma abbiamo in mente qualcosa. Dallo stadio infine alla sicurezza con la progettazione della nuova questura di Marghera. Oggi in giunta abbiamo approvato e mandato in Consiglio Comunale, abbiamo adottato la variante, quella che prevede la questura, che è sempre dietro lì in via Uloa, per cui quell'area avrà un grande ritorno edilizio.